Ospite a Cronache Venete, questa sera abbiamo Sergio Agius, un pittore, un artista, musicista e anche medico. Buonasera. Buonasera. Com'è nata questa sua arte? Che sono tante poi. Nasce con me. Io nasco in una famiglia di artisti. La mamma pianista, mio papà suonava molto bene il clarinetto, però era figlio di un pittore, il nonno era un pittore e il suo fratello un ottimo pittore anche lui. Quindi io ho assorbito immediatamente questo flusso di energia artistica, compositiva, eccetera. Però c'era in casa anche, come dire, una sollecitazione a fare gli studi di medicina. Quello fu un po' un desiderio di mia mamma che divenne anche un mio desiderio. E quindi io feci il bravo ragazzo e mi iscrissi all'università, feci medicina. La pittura c'è sempre stata invece. Infatti la sua arte, le sue tele la possiamo vedere nella mostra La spatola sul pentagramma che è nell'isola di San Servolo a Venezia. Che cosa rappresenta? Beh, questa è una mostra antologica. Una mostra antologica mi è stata, come dire, proposta perché io ho una messe di quadri abbastanza consistente ed era anche per me piacevole vedere tutti i miei quadri, naturalmente tutti, una selezione dei miei quadri, diciamo dal più antico che porta la data del 69 fino all'ultimo del 2012, fatto un mese e mezzo fa. I suoi quadri sono anche il risultato di vari frutti, di vari percezioni anche che lei ha sia nel mondo dell'arte, quindi della musica, della pittura, ma anche nel mondo medico, quindi lei riproduce parecchie cose della sua vita in questi quadri. Beh certo, la scelta diciamo pittorica da cui io ho preso le mosse è quello straordinario 1910, dove cambia tutto sia nella musica che nella poesia che nella pittura. E da lì ho attinto a piene mani come tantissimi artisti. Cioè io sono molto attento anche alla musica contemporanea, alla musica jazz, sì, pur essendo stato un insegnante del conservatorio, direi che sono poco conservatore in questo senso. Qualcuno ha descritto i suoi quadri come un ritmo, perché è quello che poi lei ha rappresentato anche. Sì, l'utilizzo della spatola in particolare per dare un movimento. Che è un po' il ritmo che si trova nell'orchestra quando suona un presto, per esempio, quindi dà un certo tipo di emozione, quindi le tessere sono vicinissime e si rincorrono un po' l'una con l'altra. Oppure altre volte, per esempio, la spatola diventa più carezzevole, si stende di più sulla tela e abbiamo ora suoni, proprio come se la spatola fosse un archetto, dei suoni più larghi e quindi il procedimento è quello di un largo, di un adagio, di un tempo lento. Ricordiamo ai nostri telespettatori dove possono visitare la sua mostra? Allora, l'isola di San Servolo, la mostra resta aperta dalle 11 alle 6, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. E ci sarà una serata conclusiva il 23 dove invito l'ultimo, che è anche la Notte Bianca di Venezia, io invito i miei colleghi artisti e musicisti a venire, ma non a venire in maniera passiva, a portarsi dietro gli strumenti, le loro poesie, le loro idee e fare un bellissimo happening con cui partecipare tutti a una gran festa. Ringraziamo il nostro ospite Sergio Agius e buona mostra.